Noi abbiamo un valore che è a bilancio della Regione, perché quella è la proprietà della Regione. A questo punto noi abbiamo varie opzioni, dal venderlo sul mercato, al valorizzarlo assieme al Comune, a decidere prima cosa farci. Questo è il futuro dell'ex consorzio agrario fuori mura di Treviso, una struttura da 41.000 metri cubi abbandonata da tempo, un sito dal notevole valore economico fino a qualche anno fa, oggi probabilmente una delle tante aste pubbliche che la crisi lascia senza concorrenti. Da qui l'incontro dell'assessore regionale con il presidente Ater e il sindaco di Treviso. L'obiettivo potrebbe essere la conversione in case popolari e alloggi per l'emergenza pubblica, con la regione in prima fila. La Regione Veneto ha costituito un fondo per il social housing che coinvolge le principali fondazioni bancarie, la Regione stessa, Cassa Depositi e Prestiti e altri investitori, per cui potremmo, una volta pianificato l'intervento, anche trovare le risorse al di fuori dei nostri bilanci. Oggi un primo passo con il confronto nella sede dell'Ater, dopo l'inaugurazione di 30 nuovi alloggi popolari in via Brigata Cadore nel quartiere di Santa Bona. Solo in parte però ai nuovi assegnatari. Le altre sono famiglie già Ater che cambiano alloggio, una decisione non condivisa dall'assessore. Non che mia 30 appartamenti nuovi, ma saranno solamente 15. Credo che in un momento di emergenza la priorità vada data a quelli che sono in graduatoria e che attendono da anni. Un'emergenza abitativa che Ater con Regione affronterà investendo 3.600.000 euro in ristrutturazioni. Saranno circa 200 gli appartamenti in provincia di Treviso e ben 100 saranno nel comune di Treviso. Ma anche reinvestendo i proventi di oltre 2.500 appartamenti in vendita che, stando alle basi d'asta, sono decisamente ambiti dai trevigiani. Non vanno deserte, sicuramente no. Diciamo che comunque l'interesse, visto la crisi economica che c'è, è un po' calata, ma indubbiamente nell'ottica di chi riesce ad avere la visione di avere un appartamento proprio, ancora c'è la volontà di acquistarlo e i prezzi sono sicuramente concorrenziali.